Alle elezioni il centrodestra si presenta diviso. Cosa non ha funzionato secondo lei? Non ha funzionato il metodo che hanno utilizzato per la scelta del candidato. Noi abbiamo una visione diversa, siamo per il dialogo. Dall'altra parte hanno scelto invece di fare una candidatura padronale e questo noi non l'abbiamo condiviso. Onorevole, perché il centrodestra dovrebbe scegliere lei e non Alonge? Perché io sono la persona giusta per far ripartire immediatamente questa città senza condizionamenti, con grande impegno, con grande professionalità, con grande esperienza. Questo è il mio obiettivo, è un obiettivo che porterò avanti affinché si possano risolvere veramente i problemi della città, non solo individuare i problemi, ma risolverli con grande determinazione. Perché questa discontinuità con il duopolio? Discontinuità, certo, discontinuità perché io sono un uomo libero, sono un uomo che non è stato designato dall'onorevole destino, quindi la libertà totale e il nostro obiettivo è quello di cambiare aria. Questa città ha bisogno di cambiare aria, non ha bisogno della solita politica, una politica becera, una politica che non fa bene per la nostra città. Quali sono i punti salienti del suo programma elettorale? Pulizia, igiene della città, rivitalizzazione del centro storico, parcheggi e tutto quello che serve per far ripartire questa nostra città che in questo momento sta attraversando un momento molto difficile. Ma nello stesso tempo cercherò di guardare bene i conti di bilancio e mettere a posto il bilancio comunale. Dopo il voto pensa di ricucire con l'altra parte del centrodestra? Ricucire è una parola forte perché credo che il centrodestra deve essere rifondato, ma il mio interesse è ricucire con la città, quindi io sarò il sindaco di tutta la città di Agrigento, destra-sinistra, io lavorerò solo e esclusivamente nell'interesse della città.